Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Faccio questo video ancora a caldo perché nonostante siano le 2:10 di notte e sia finita da relativamente poco la partita con il Torino, io sono ancora incazzato nero. Sono ancora incazzato nero come non lo sono mai stato durante questa stagione. Mortacci tua. Mortacci tua, Giulini. Mortacci tua. La colpa è tua. La colpa è tua. E io mi auguro, a prescindere da come vada a finire la stagione, che sia salvezza alquanto utopistica come obiettivo, o che sia retrocessione, a prescindere da tutto questo, io non chiedo che tu venda la società, perché puoi anche rimanere tu il presidente, a me non cambia la cosa, ma io voglio che tu dopo 7 anni in cui ci stai facendo buttare sangue, soldi e sogni, tu stipuli e crei una cazzo di conferenza stampa in cui ti presenti solo e soltanto tu e fai quello che in 7 anni tu non hai mai fatto, ovvero ti prendi le tue Cristo di responsabilità, ti prendi le tue colpe e dici chiaro e tondo che tu in 7 anni hai avuto una gestione di merda e che la colpa è la tua. Assumiti le tue cazzo di responsabilità. Assumitele dalla prima all'ultima, non delegare agli altri. Fallo tu. E se per caso non lo vorrai fare perché pensi di non avere le colpe, io qua mi sono scritto un bel foglietto. Allora, estate 2014, Cellino vende la società, la vende alla Florsid, presidente Tommaso Giulini, e quindi Giulini è di fatto il nuovo presidente del Cagliari. E se ne esce con dichiarazioni che adesso fanno sorridere, perché se ne esce dicendo che il Cagliari, entro l'anno del centenario, sarebbe tornato in Europa. Quindi non diciamo Champions League, non diciamo Europa League, sarebbe tornato in Europa. Okay. Stagione 2014-2015, finisce la stagione, il Cagliari retrocede. Una squadra fatta male, molti acquisti fatti dall'Inter, società di cui Giulini era ed è rimasto azionista. Scegliete voi quanto possa influire questa cosa nel giudizio sommario di Giulini come presidente del Cagliari, ma teniamola di conto perché comunque è un dato di fatto. Giulini, anche se a quote minime o qualsiasi cosa volete voi, è sempre rimasto un azionista dell'Inter. Questo non per fargliene una colpa, ma per avere un quadro il più completo possibile. E il Cagliari retrocede, ok? Nel 2015-2016 facciamo il campionato di Serie B, lo vinciamo, ritorniamo in Serie A, ma quel campionato lo vinciamo soltanto all'ultima giornata, perché quel campionato ce lo giochiamo in un testa a testa con il Crotone e arriviamo alla partita con la Pro Vercelli rischiando di non vincere il campionato e sarebbe stato un fallimento. Abbiamo rischiato di non vincere il campionato di Serie B. Noi quel campionato lo dovevamo surclassare, dovevamo essere la Juventus della Serie B. Noi quel campionato rischiavamo pure di non vincerlo. Però fortunatamente l'abbiamo vinto e siamo tornati in Serie A. Nel 2016-2017 abbiamo fatto l'anno migliore, ed è tutto dire, del Cagliari, ovvero degli ultimi anni del Cagliari, finendo all'11° posto in Serie A, facendo un campionato tutto sommato tranquillo. Le partite le vincevamo, prendevamo le imbarcate, ma non abbiamo mai rischiato più di tanto. Stranamente, però succede comunque il finimondo. Perché cosa succede alla fine di quel campionato? Il caos Borriello.
Successo, per quello che ho saputo io, per quale motivo? Perché Giulini non voleva pagare il bonus gol che aveva inserito lui nel contratto di Marco Borriello, la clausola gol. Lui, Borriello, è un mercenario, Giulini è un testa di cazzo, perché se stipuli un qualcosa con il contratto e poi non lo intendi rispettare, sei un testa di cazzo. Quindi le colpe a tutti e due. E poi l'addio di Capozucca. L'unico DS che abbiamo avuto con i coglioni, Giulini è riuscito a mannarlo via. Andato via Capozucca, arriva la stagione in Serie A 2017-2018, costellata, se non mi sbaglio, fu questa la stagione in cui il mercato estivo fu fatto soltanto da rescissioni consensuali, un mercato in cui abbiamo venduto tutti, ma non li abbiamo venduti incassando perché hanno rescisso il contratto e quindi erano svincolati. Ed è un Cagliari che infatti si salva all'ultimo, perché ci salvammo all'ultima giornata con l'Atalanta, che poi tra l'altro nemmeno ci salvammo noi perché se non mi sbaglio ci salvò già il Crotone che con una serie di risultati ci salvava anche a noi, ma non mi ricordo bene. Comunque abbiamo vinto con l'Atalanta e ci salvammo sul campo, ma eravamo già salvi anche in caso di partita persa per una serie di risultati utili. Nel 2018-2019 facciamo un altro campionato costellato da una enorme salvezza. Nel 2019-2020, l'anno del centenario, tu fai un girone di andata spettacolare. Per alcune giornate stai anche in posizioni da Champions League e poi ti ritrovi, volente o nolente, anche per cause extracalcistiche che ovviamente non sto qui a nominare perché le sappiamo tutti, scusate, ti ritrovi a lottare per la salvezza. Bene. 2019-2020, 2020-2021 è l'anno che stiamo vivendo e nemmeno mi esprimo perché penso che sia futile esprimersi su quest'annata, dato che è abbastanza eloquente. E facciamo un resoconto anche di questo. Gli allenatori avuti dal Cagliari, dalla gestione Giulini, sono stati Zeman, Zola, un'altra volta Zeman, Festa, Rastelli, Lopez, Maran, Zenga, Di Francesco. Se ho ripetuto alcune cose perché l'ho fatto per annate, non so se si vedrà mai, però è per annate. I direttori sportivi, se direttori sportivi si possono definire, abbiamo avuto Marrocco il primo anno, l'anno di Serie B e il primo anno di Serie A abbiamo avuto Capozucca, il secondo anno di Serie A abbiamo avuto Rossi, ma dal 10 aprile 2018 abbiamo avuto Carli, poi nel 2018-2019 e 2019-2020 abbiamo avuto Carli e da quest'anno abbiamo avuto Carta. Piccola postilla per quanto riguarda Rossi e Carta. C'è un piccolo dettaglietto, una cosa di poco conto, per carità, però ci tengo a specificarla, che sti due cristiani non sono direttori sportivi, perché Rossi veniva dal Sassuolo ed era responsabile dell'area scouting, se non erro, mentre Carta era responsabile del settore giovanile all'Olbia. Voi mi direte, ok Miro, perché questo ragionamento? Perché questo ragionamento? Ve lo spiego subito. Detto fatto proprio. Dall'estate del 2014 a febbraio del 2021, giocatori,
staff, dirigenza, allenatore. Sono cambiati. Non c'è sempre stata una sola persona. Ci sono state persone diverse, tante, anche nell'arco di una sola stagione. Ma il risultato, nel bene o nel male, è sempre stato lo stesso. Qual è stata l'unica costante a non cambiare mai? Qual è stata l'unica persona che dall'estate del 2014 fino ad oggi è sempre rimasta, non è mai cambiata? Penso che la risposta nemmeno ve la debba dire perché è retorica, no? Senza contare che ci sono anche state alcune uscite infelicissime da parte della società che io credo e spero che siano state messe nella bocca dal presidente, perché sapete che a me Carta non è mai stato simpatico, l'ho sempre reputato una persona falsa e mi ricordo ancora che quando Carta arrivò a Cagliari, il Cagliari si stava giocando la salvezza e lui 2 settimane dopo che era arrivato a Cagliari creò questa conferenza stampa in cui praticamente faceva mea culpa della situazione quando lui era arrivato da 2 settimane a Cagliari, che è una cosa che ha veramente poco senso, è insensata, fatta secondo me ordinata dal presidente per cercare di calmare gli animi. Poi ci sono stati gli episodi come Passetti, che l'anno scorso, alla fine del calciomercato invernale, ci è stato detto che il Cagliari non aveva preso nessun difensore centrale perché non c'erano difensori centrali all'altezza. Che vuol dire? Beh, Samoa effettivamente è un terzino all'altezza. Sì, 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 sì. Calabresi è un difensore centrale all'altezza. Sì, 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 sì. Passetti, vatta a piander culo insieme al presidente. Pure te. Teste di cazzo. Pensate prima di parlare. O perlomeno abbiate la dignità di evitarle certe stronzate. Perché fate veramente vomitare. Fate schifo. Fate schifo al cazzo, fate. Poi la genialata che ci ho avuto 2 o 3 annetti fa. Riconfermiamo Maran prima che lui abbia ottenuto la salvezza. Perché? Perché sì. Quindi Maran, a salvezza ancora non ottenuta, si vide rinnovato il contratto. Perché? Non si sa. La cosa bella è che una settimana prima dell'esonero Giulini disse, non mi ricordo se a Videolina o in qualche altra emittente, che il Cagliari doveva continuare con Maran, che Maran era competente, Maran era il futuro del Cagliari, tutto quello che ti pare. Una settimana dopo esonerato e sputtanato dappertutto, dicendogli che era praticamente un incompetente, non era buono a fancazzo e l'ha esonerato. E una settimana prima lui parlava bene di Maran. Io sono d'accordo sul fatto che i panni sporchi vadano lavati in casa, ok? Ma almeno sii coerente. Sii coerente. E arriviamo anche a quest'anno. Quest'anno Giulini presenta Di Francesco e Carta e dice che praticamente loro collaboreranno e creeranno loro due il mercato del Cagliari, creeranno la rosa del Cagliari e quindi verrà gestito il tutto da loro. Però io ho sta vaga sensazione che questa sia una ennesima cazzata, oltre ai vari tweet che ha scritto tipo il 2020 sarà un anno spettacolare, aspettiamoci cose buone dal 2021
Il Cagliari entro il centenario andrà in Europa. Il Cagliari entro il 2020 avrà il nuovo stadio. E quello un po' glielo concedo perché è anche colpa della burocrazia, quello nessuno lo mette in dubbio. Ho la vaga sensazione che non sia successo quello che abbia detto Giulini in conferenza stampa. La rosa non è stata gestita in toto da Carta e Di Francesco. Potrei sbagliarmi, ma le esperienze passate mi inducono a pensare il contrario. Senza contare che poi anche quest'anno io adoro Di Francesco, a me piace e l'esonero a quanto pare sembra inevitabile, quindi mi dispiace a livello umano, mi dispiace tantissimo. Non dico che sia giusto perché io avrei comunque continuato con lui, però capisco che si voglia esonerare l'allenatore, però non è quello il problema e credo che non si risolva un granché cambiando l'allenatore perché ormai ci stiamo rendendo conto che qui, come ripeto da tempo, gli anni cambiano ma le stagioni rimangono sempre le stesse, quindi dubito che l'esonero possa cambiare qualcosa. Si è fatto lo stesso errore perché Giulini ha rinnovato il contratto a Di Francesco a stagione in corso quando il Cagliari stava facendo schifo. La giustificazione: abbiamo voluto mandare un messaggio, ma se Di Francesco perde da 11-12 giornate di fila se non 13, rinnovare il contratto non è un messaggio, lasciarlo ancora allenare è un messaggio bello forte, perché significa che hai fiducia nel mister, che vuoi continuare con lui, vabbè, dai felicità all'ambiente, ok? Non lo metti sotto pressione, quello che cazzo vuoi fa? Non c'era bisogno del rinnovo. Tu c'hai ste megalomanie, vuoi esagerare. Tommaso, mettitelo nella capoccia. Non sei capace a gestire una squadra di calcio. Poi, arrivati a 17 minuti, perché poi magari qualcuno mi dice, ma non dici alcune cose. Io non negherò mai il fatto che Giulini abbia investito milioni su milioni per il Cagliari, perché sarebbe ipocrita dire il contrario. Questo non lo negherò mai. Non negherò mai il fatto che Giulini in fatto di marketing non è secondo a nessuno, ma il Cagliari non è investire soldi e marketing. O meglio, il calcio non è investire soldi e marketing. Perché in campo non ci scendono, vabbè, gli investimenti sì, ma il marketing no. Prendermi i grandi nomi non significa automaticamente fare delle buone stagioni. Capito, Tomma? Te lo sto a Dio. 25 anni che non capisco un cazzo, te lo sto a Dio. Non l'hai capito te. Io l'unica cosa che mi auguro, a prescindere da quale sarà l'esito della stagione, perché tanto l'abbiamo sempre detto e lo ripeteremo fino alla morte, a prescindere da come andrà a finire, noi tanto ci saremo sempre, perché noi amiamo questa, noi amiamo questa, noi a prescindere da tutto ci saremo. Però io pretendo che si smetta di prendere per il culo i tifosi. Io lo pretendo, quindi tu o adesso o a fine stagione prepari un accristo di conferenza stampa in cui ti siedi solo e soltanto tu e fai pubblica ammenda delle cazzate che tu hai commesso, perché in 7 anni avrei speso anche 50 milioni, avrei portato di nuovo Nainggolan al Cagliari, avrei preso Rog, Nandez, Pavoletti, chi vuoi, ma non hai saputo gestire la squadra e hai delegato costantemente alle persone sbagliate. E io voglio che tu, quando cazzo vuoi, ma lo devi fare,
ammetti di aver avuto in 7 anni una gestione di merda. Io ragazzi concludo il video qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video e speriamo che accada quello che ho detto, perché io ripeto, possiamo anche andare in B, non me ne frega un cazzo a me della categoria, però io voglio essere sincero e voglio che le persone lo siano con me. Non mi si può dire tutto, ok, lo comprendo, lo capisco, lo accetto, ma voglio che chi sbaglia abbia almeno la compiacenza di ammetterlo. Voglio Tommaso Edoardo come Cristo te chiami Giulini presentarsi davanti alle telecamere e dire: per 7 anni sono stato il presidente del Cagliari e ho fatto il coglione. Sono stato un pagliaccio. Ho delegato alle persone sbagliate. Non sono capace a gestire una squadra di calcio. Chiedo scusa. Questo.